Domani sabato pomeriggio davanti alla prefettura ci sarà una raccolta firme contro la violenza agli animali, ecco, un momento che prende spunto anche dalla presenza di un circo qui ad Agrigento per salvaguardare gli animali. Ecco, siete in tanti, perché questa iniziativa? Un'iniziativa che parte dall'esigenza di appunto non sfruttare gli animali nei circhi. Noi non siamo contro il circo è una dimensione meravigliosa che ci aiuta a sognare e ci stupisce sempre, però ormai ci sono molti circhi che vanno avanti senza l'uso degli animali, usando anche tecnologie innovative come per esempio gli ologrammi, quindi l'utilizzo dell'animale dentro il circo non è una specificità, insomma non è qualcosa di cui non si può fare a meno, al contrario la tendenza ormai è appunto annullare l'utilizzo degli animali nei circhi. C'è anche una legge in Italia che è uscita qualche anno fa che prevede questo, però la legge non viene ancora applicata, quindi quello che noi chiediamo è appunto di fare una raccolta firme, cosa che stiamo facendo, l'iniziativa che stiamo facendo è di fatto una raccolta firme per fare in modo che appunto gli animali non vengano più utilizzati nei circhi. Ripeto, non è un attacco al circo per sé, perché lo riteniamo un'esperienza bellissima, ma non altrettanto bello è invece l'utilizzo che si fa degli animali all'interno del circo. Diventa un'esperienza poco educativa e non riconosce agli animali la loro dignità di esseri senzienti, come ormai è riconosciuto un po' dovunque. E in pubblicità, in televisione passa spesso la pubblicità governativa in questo periodo di divieto di abbandono degli animali, dei cani, dei gatti, degli animali che ci sono a noi familiari, e questa è ormai una legge ed è un reato infatti abbandonare gli animali, quindi ci chiediamo perché questo non possa essere esteso a tutti i casi in cui gli animali vengono maltrattati o comunque vengono estrapolati dal loro contesto naturale. Possono essere circhi, ma anche gli zoo e tanti altri contesti, insomma, in cui l'animale viene utilizzato per scopi che non sono quelli adatti. Ecco, c'è un gruppo di associazioni che sostiene l'iniziativa, magari citiamoli giusto per coinvolgerli. Tutte le associazioni ambientaliste, animaliste che si occupano appunto di ambiente e territorio sono presenti, cito appunto quelle che sono state coinvolte direttamente. Abbiamo Plastic Free, WWF Sicilia, Area Mediterranea, Lega Ambiente, il FAI, ma anche Team Spiagge Pulite, Mariterra e associazione no profit amico Zampa Cerri. Quindi insomma siamo un bel gruppo di tanti volontari che si sono aggiunti appunto nel percorso che stiamo facendo. Speriamo che questa sia una prima iniziativa delle tante volte a sensibilizzare appunto l'attenzione di tutti verso il nostro rapporto con la natura e con l'ambiente, che negli ultimi decenni è cambiato drasticamente, e magari possiamo riproporre una nuova ripartenza alla ricerca di un nuovo equilibrio con il pianeta. Allora, ricordiamo l'appuntamento? L'appuntamento è domani, davanti alla prefettura, sabato 5 agosto alle 18. Ci sarà un tavolinetto dove si potrà firmare appunto per fare sì che la legge venga applicata, la legge sull'annullamento dell'utilizzo degli animali nei circhi.